Allora, annunciamo anche un convegno che avete organizzato proprio per chiudere il tema migranti. Sì, noi abbiamo proprio così come SPI del Veneto, come CGIL del Veneto, promosso alcune iniziative proprio attorno al tema l'accoglienza, l'integrazione, bisogna conoscerci. Per conoscerci ci sono le riunioni, ci sono le trasmissioni come queste, ci sono anche altre occasioni. Tant'è vero che noi abbiamo promosso una prima iniziativa il 9 scorso, per cui pochi giorni fa, dove con il nostro gruppo dirigente, sia quello di categoria che quello confederale, abbiamo ragionato attorno a questi temi perché riteniamo che il nostro gruppo dirigente debba essere attrezzato per affrontare discussioni molto delicate e complesse, certo, come quelle che facciamo qui stamattina. Però ci abbiamo inserito anche un altro elemento che con la parola d'ordine boccia il razzismo. Noi faremo un torneo di bocce in quel di Noventa di Piave, dove associeremo delle squadre di gareggianti provenienti da tutto il Veneto, anche qui da Padova, oltre che da Verona e da Venezia. E attraverso questa iniziativa del boccia il razzismo intendiamo appunto provocare una occasione per continuare a discutere per è vero, una politica di accoglienza. Ma glielo preannuncio, casomai ne discuteremo meglio, visto che il 9 di febbraio noi faremo come SPI, CGIL, ma abbiamo deciso di convocare anche sindaci, amministratori, il volontariato del Veneto, le altre categorie di lavoratori, una roba con oltre 300-350 persone qui al Crown Plaza di Padova Ovest, di Limena, una iniziativa con la presenza anche del gruppo dirigente nazionale sia dello SPI che della CGIL. Per cui crediamo sempre sull'immigrazione. Sempre su questo tema dell'accoglienza e dell'integrazione, perché siamo convinti che questo fenomeno ci accompagnerà purtroppo per lungo tempo. Per cui... Quindi il 9 febbraio Crown Plaza, convegno a Padova. Sì, perfetto. Sì. Due parole, ma proprio due perché non abbiamo più tempo, sulle novità delle pensioni. Cosa c'è di eclatante per il 2018? Allora le novità intanto sono che dopo 2 anni, quest'anno, le pensioni vengono rivalutate con un indice relativamente non altissimo, però dell'1,1%. Mentre per 2 anni abbiamo avuto addirittura una deflazione, no? Tanto che quest'anno, a fronte di questo 1,1% di rivalutazione, verrà anche recuperato quello 0,10% che dovevamo dare indietro già nel 2015, appunto per effetto della deflazione, e che invece, insomma, allora le nostre battaglie avevano, come dire, congelato, però adesso, quindi di fatto quello 1,10, l'1,1 diventa l'1. Ecco, io vedo qua fino a euro 1505,67 lordi. Sì, sempre, si parla sempre, le cifre nostre sono sempre lorde, allora, perché il netto sono sempre determinate da questioni anche molto individuali, per cui ma è bene precisarlo che dopo c'è chi ci telefona ragionare con il lordo. Allora avremo appunto questa rivalutazione dell'1,1 fino a 1505 euro lordi, per le pensioni invece da 1505 a 2007 euro l'aliquota è dell'1,045. Per le pensioni da 2000 a 2509 dello 0,83 e così insomma fino alle pensioni da 3011 euro in poi, che avranno una rivalutazione solo dello 0,50%. Ecco, se la regia può tenere questa locandina in modo che chi si trova, stiamo parlando di cifre all'ordo, può valutare. È importante sottolineare che di solito questo piccolo aumento, diciamo così, magari non si nota subito con la rata di gennaio o di febbraio, perché in concomitanza ci sono anche
conguagli fiscali, le aliquote regionali, comunali, eccetera, per cui per essere proprio certi che questo aumento c'è stato, noi consigliamo di guardare bene la pensione di marzo, ecco, diciamo che a marzo forse siamo fuori, no, da ogni conguaglio, trattenuta, indebito o quant'altro. Ecco, questa è un'altra novità, che cessa il contributo di solidarietà che per 5 anni le pensioni da fondi speciali hanno pagato, proprio perché eravamo in una situazione molto difficile e complicata, no, negli anni passati, e da quest'anno, dal 1° gennaio di quest'anno, non ci sarà più questa trattenuta che era al massimo dell'1%. E quindi insomma anche questa è una buona notizia. Ecco, queste sono le novità. Poi so che ci sono, con le rate di gennaio e febbraio si possono essere eventuali conguagli fiscali. Sì, è quello che ho questa detto, cosa, quindi insomma, ricordarle, no, per questo che è meglio guardare, andare a vedere, farsela vedere. Adesso gennaio e febbraio ancora quello che si prende di pensione non è così certo e sicuro, e quindi è meglio aspettare marzo per avere un quadro più definito. Comunque, per qualsiasi dubbio, i nostri sportelli, i nostri collaboratori sono a disposizione. Insomma. Solo un cenno, visto che abbiamo ancora qualche secondo a disposizione. Parlavamo delle truffe. Qual è il problema più grosso a cui gli anziani devono porre particolare attenzione? Sì, questo fenomeno delle truffe non è un fenomeno di oggi, purtroppo, noi continuiamo a parlarne. Noi, tra l'altro, voglio mettere in luce un aspetto importante, che di truffe, di malaffare, come dire, non solo sono piene le cronache, ma vedo che nel nostro Veneto, da parte delle prefetture, da parte del sindacato di polizia, da parte delle scuole, si sta, come dire, imprimendo un impegno, ecco, quindi grande molto sensibilità forte, generale, di una grande sensibilità, perché riguardava le truffe, perché siamo in chiusura, proprio siamo in chiusura. Il fenomeno, vede, il fenomeno non è in diminuzione, purtroppo. Quindi bisogna stare attenti. E non sono i nostri immigrati che vanno a vendere le patacche per le case o i contratti fasulli. Quindi sono queste le truffe a cui stare attenti. Queste sono le truffe sulle quali noi chiediamo di prestare particolare attenzione, in modo particolare ai nostri anziani, che aprono la porta, che poi tra l'altro abbiamo verificato che i maggior truffati sono gli ultra ottantenni. Quindi attenzione ultra ottantenni, state molto attenti, siete oggetto di grande attenzione da parte dei truffatori, ne parleremo ancora meglio in un prossimo magari appuntamento, faremo anche degli esempi concreti che così almeno calzano nelle varie situazioni. Attenti quando aprite la porta, quando rispondete al telefono, insomma, a firmare contratti, dite sempre di no, e casomai prendete il pezzo di carta senza firmare niente e ve lo fate valutare da una persona che magari può farlo con cognizione di causa, oppure, perché no, lo SPCGL, così almeno fare un controllo generale prima di fare di impegnarvi in qualsivoglia atto. Benissimo, grazie Rosanna Bettella, grazie Daniele Treccani di essere con noi, grazie allo SPCGL del Veneto di averci supportato, a voi di averci seguito come sempre, appuntamento alla prossima.